Le immagini di una telecamera di videosorveglianza sono crude e inchioderebbero il branco che nella notte del 7 luglio a Palermo ha violentato senza pietà una giovane ragazza palermitana. Sono tutti giovanissimi tra i 18 e i 22 anni, mentre la vittima ha 19 anni. Le immagini immortalano il gruppo, lo vediamo anche da questo frame, si vedono chiaramente la ragazza al centro, due che la sorreggono e gli altri 5 attorno, mentre si avviano verso una zona isolata del Foro Italico a Palermo. Il branco avrebbe tentato in precedenza di far ubriacare la ragazza che era stata avvicinata nei locali della Movida. Ho chiesto aiuto, ma nessuno ha compreso quello che stava succedendo, ha detto alle forze dell'ordine la 19enne. Una volta arrivati nella zona isolata del Foro Italico, nei pressi di un cantiere edile, si è consumata la violenza di gruppo. Il racconto è raccapricciante, ho gridato basta, basta, ma loro ridevano, tanto ti piace, mi urlavano. Uno dei partecipanti ha anche filmato con il cellulare la violenza, ma poi l'avrebbe cancellata per paura che la giovane lo denunciasse. La vittima, dopo la violenza, è stata abbandonata per strada. Eravamo 100 cani sopra una gatta, ha detto uno degli arrestati ad un amico raccontando l'episodio. Alcuni passanti l'hanno soccorsa e hanno chiamato il fidanzato che è andato a prenderla per poi portarla in ospedale. Qui i medici del reparto di ginecologia del Policlinico hanno confermato la violenza e hanno chiamato i carabinieri che hanno iniziato le indagini che hanno portato agli ulteriori 4 arresti di questa mattina. Il governatore Renato Schifani sull'accaduto ha detto: profondo dispiacere per la giovane vittima, la regione è pronta a costituirsi parte civile. Eccolo il tabellone con i prezzi della benzina. È la prima cosa che gli automobilisti guardano entrando in una stazione di servizio. Altro che prezzo medio da esibire, la realtà è che cresce l'esasperazione di chi deve fare un pieno. Sto vedendo che stai facendo benzina. Sì. Adesso ci si pensa un po' prima di fare benzina, perché i prezzi sono aumentati e diciamo si è sempre più in difficoltà. Se bisogna sperare sui mezzi pubblici, di contro non c'è una grande offerta. Chi lavora con l'auto, chi si muove per impegni familiari, la costante è sempre la stessa. Lavoriamo, giustamente i clienti si lamentano perché aumentiamo i prezzi, perché il carburante sta aumentando. Cosa ne pensa lei però di questi rincari? Cioè, a che cosa sono dovuti secondo lei? Non lo so, sempre le tasse, le accise. L'importante è che stiamo aumentando lo stipendio, diciamo, i politici. Bisogna pensarci, anche perché ho 3 figli e quindi spostarsi è diventato solo per le necessità. E le associazioni dei consumatori chiedono il taglio delle accise, ma l'esecutivo fa muro. Tagliare le accise della benzina costerebbe 1 miliardo al mese, 12 miliardi l'anno, dice il ministro Urso. Il governo ha invece utilizzato questi fondi per tagliare 2 volte il cuneo fiscale e ha intenzione di farlo ancora con la prossima legge di bilancio e dire che nei prossimi 6 mesi dell'anno l'accisa sui prodotti energetici ha fruttato 11 miliardi, con una crescita di 1,86 miliardi sullo stesso periodo del 2022. Il prezzo medio nazionale di un litro di verde ha superato ormai la soglia psicologica dei 2 euro. Più del 50% del costo del carburante finisce nelle casse dello Stato e l'Italia è uno dei paesi europei in cui la benzina e il gasolio costano di più. C'è anche chi potrebbe speculare su questi rincari. In Sicilia è stata intensificata così l'azione dei controlli sui prezzi del carburante. Nei primi 15 giorni di agosto sono stati eseguiti 175 interventi e contestate 89 violazioni, soprattutto per la mancata esposizione dei prezzi e la difformità di quelli praticati rispetto a quelli indicati e per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'osservaprezzi carburanti. Prendiamoci cura della nostra città, tutti, perché il nobile nome di cittadini sia confermato dalla coscienza pura di chi dice che ha fatto tutto il possibile per la sua città. E solo quando avremo fatto tutto il possibile per Catania potremo dire viva Sant'Agata, altrimenti rimaniamo zitti. Vogliamo essere buoni cittadini e devoti di Sant'Agata. Mai una cosa sola senza l'altra. Nella sua omelia in cattedrale per la festa di mezz'estate che ricorda il ritorno a Catania da Costantinopoli delle reliquie di Sant'Agata, l'arcivescovo Luigi Renna ha lanciato anche un forte messaggio contro la violenza sulle donne. Ha incoraggiato tutti alla non rassegnazione e più volte ha citato il termine cura, che in processione ha spiegato così in diretta ai nostri microfoni. Cura della vita interiore, perché lì incontriamo il Signore e facciamo discernimento sui nostri buoni sentimenti. Cura delle relazioni familiari, soprattutto dei ragazzi, dei giovani, degli adolescenti, delle ragazze che purtroppo a Catania tante volte diventano prigioniere di una mentalità che le reclude, maschilista. E poi infine
la cura della città, dei beni della città, che sono beni di tutti. Quando si curano i beni si curano le relazioni anche e ci si sente corresponsabili senza aspettarsi che sia l'amministrazione semplicemente o qualche altro. Ciascuno deve fare la sua parte perché Catania sia una città che possa assicurare a tutti la qualità della vita. Una processione scandita da preghiere e invocazioni con alcuni momenti particolari, la sosta del busto reliquiario davanti all'altarino della Madonna della Lettera, con gli immancabili fuochi d'artificio e l'incontro con i disabili e le persone sofferenti in piazza San Placido, dove la Corale Tovini ha intonato alcuni canti. Quindi, poco prima delle 22, il rientro in cattedrale. Tra pianti di commozione, l'ultimo saluto a Sant'Agata, rientrata nella sua cameretta. L'omelia di Monsignor Renna in occasione della festa per la traslazione di Sant'Agata mette al centro problematiche che sono della nostra città e mi sembra che l'attività che ha portato avanti ormai da 2 anni a questa parte l'osservatorio prefettizio contro la devianza minorile, fortemente voluto dalla prefetta dottoressa Librizzi e dal presidente del Tribunale dei Minori, il dottore Di Bella, sempre in sinergia con gli attori che hanno trovato nell'osservatorio che citavo un punto di coagulo, ma è tempo che la politica, quella con la P maiuscola, dopo le emergenze dei giorni scorsi, si inizi a prendere in carico dei bisogni dei più fragili. Monsignor Renna parla del prendersi cura, della cultura del prendersi cura e la presa in carico dei bisogni. Le popolazioni fragili nella nostra città non mancano, non solo l'infanzia e l'adolescenza evidentemente, sempre accompagnando evidentemente la politica, perché è un richiamo anche alla responsabilità di noi cittadini, oltre che delle altre istituzioni, ma con un ruolo chiave della politica locale la città meriti questo recupero di dignità e questa diffusione di una cultura della responsabilità, direi, oltre che della cura. Agenti della squadra mobile di Agrigento hanno arrestato fra Lampedusa e Porto Empedocle 10 migranti tunisini rientrati in Italia nonostante fossero destinatari di decreti di respingimento o di espulsione. 6 sono stati bloccati dopo gli sbarchi e posti ai domiciliari nell'hotspot di Lampedusa. Altri 4 sono stati posti agli arresti domiciliari nella tenso struttura di Porto Empedocle. Per quest'ultimi la Procura ha poi disposto l'immediata liberazione e firmato il nulla osta per la loro espulsione. Intanto non si fermano gli sbarchi a Lampedusa e torna a riempirsi l'hotspot e non si escludono altri morti in mare, come dal racconto di molti dei 45 migranti soccorsi mentre con un barchino in ferro facevano rotta verso Lampedusa. Hanno riferito di aver visto tante persone in acqua che tanti rischiavano di annegare e attorno a loro c'erano diversi pescherecci tunisini che cercavano di salvarli. Dall'inizio dell'anno ad oggi sono morti in mare 2060 migranti, una tragedia che sta diventando sempre più un massacro. Le salme di 4 migranti, 3 donne e un bambino di 1 anno e mezzo, sono state trasferite a Porto Empedocle, dove ad accoglierle c'era anche il prefetto di Agrigento, Filippo Romano. È un momento di grande tristezza sicuramente ed è un lutto individuale per ciascuno delle famiglie dei defunti. Particolarmente toccante quella che riguarda un bambino molto piccolo, vedrete che una di queste bare sarà appunto una bara di bimbo e questo ci tocca molto, però forse dovremmo ragionare in queste occasioni sulla vicenda generale, sul lutto generale, perché quello che sta succedendo è una enorme, immane operazione di sfruttamento del bisogno da parte di organizzazioni criminali. Le salme saranno tubolate nei cimiteri di Palma di Montechiaro e Favara. Un'intensa puzza di pesce marcio da oltre una settimana invade la città durante la notte, ammorbando diversi quartieri, soprattutto nella zona est del centro abitato, rendendo irrespirabile l'aria. In queste ultime sere sono stati diversi gli accessi al pronto soccorso per malori legati alla nausea creata dal forte odore. Sempre nelle stesse giornate sono stati segnalati anche degli sversamenti lungo il fiume Gela. La causa del cattivo odore sembrerebbe provenire dal capannone della pesca, gelandato distrutto dalle fiamme lo scorso 6 agosto. Il puzzo, che arriva in città nelle ore serali, quando il
il vento cambia direzione soffiando verso ovest, dovrebbe essere legato alle tonnellate di pesce che stanno marcendo sotto le macerie. Dopo diverse segnalazioni dei cittadini, la procura locale il 16 agosto ha aperto un fascicolo conoscitivo. Le verifiche sono state autorizzate sia rispetto alle possibili emissioni in atmosfera, sia per eventuali sversamenti nel fiume Gela. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del NOE e al personale dell'ARPA di Caltanissetta. Nei giorni scorsi proprio una nota di ARPA ha escluso il superamento dei parametri, pur individuando la possibile fonte di emissioni in aria nel capannone pesca gelandato distrutto a causa dell'incendio. Finora per i titolari è stato impossibile procedere a una bonifica accurata perché la zona del rogo era ancora interessata dal rischio di crolli. Il tutto è stato rallentato anche dal fatto che le ditte che possono svolgere questo lavoro secondo legge hanno tutte chiuso i battenti la settimana di Ferragosto. Adesso potrebbe sbloccarsi qualcosa. I primi mezzi per la bonifica sono arrivati e i resti delle celle frigorifere che contenevano diverse tonnellate di pesce verranno irrorati con un prodotto idoneo a abbattere le esalazioni. Dopodiché si procederà alla bonifica. Pioggia di segnalazioni nella nostra rubrica Ditelo al vostro TG. Molte purtroppo sono dello stesso tenore e riguardano strade, sempre più ridotte a discariche abusive. Ecco come si presentano i bordi della strada statale 417 Catania-Gela. Scene intollerabili, specie nel tratto Palagonia-Gran Michele, dove la spazzatura non consente di fermarsi neanche nelle aree di sosta. A denunciare lo scempio attraverso la nostra rubrica è Lucia Inzirillo. Oltre ai rischi per chi guida, afferma il segretario nazionale di categoria Confali Sifus, l'immondizia crea un pericoloso inquinamento ambientale, minacciando anche il sottosuolo. Sversamenti sono stati segnalati anche nel fiume Simeto. E qui siamo a Catania a mandarci queste foto un nostro telespettatore. Ogni mattina, ci spiega, via Duca degli Abruzzi si sveglia così, con marciapiedi maleodoranti e sporchi dopo la rimozione dell'immondizia. I residenti lamentano la scarsa igiene e invocano un periodico servizio di lavaggio e disinfestazione dei marciapiedi. Ma puntano anche il dito contro chi porta a passeggio il cane e non rimuove gli escrementi dei propri animali. Continuate ad inviare le vostre segnalazioni al numero 342 7455 005. Ditelo al vostro TG. Un bomber di categoria superiore, così aveva descritto il prossimo attaccante del Catania il DS Laneri in occasione della presentazione del tecnico Tabiani poco meno di un mese fa. Samuel Di Carmine lo è. La carriera l'ha portato anche in Serie A, dove ha collezionato quasi 50 presenze e 8 gol, ma è in cadetteria, dove ambisce ad arrivare presso il Catania, che l'attaccante, nato a Firenze, ha collezionato più reti, 83, e partite, quasi 350, oltre a 33 assist. In C invece i gol sono 14, un bottino che Di Carmine proverà a rimpinguare. Laneri, col vicepresidente Grella, aveva messo gli occhi sulla punta già da tempo, ma l'affondo sarebbe arrivato nel momento topico, dopo il Ferragosto e a 2 settimane dall'avvio del torneo, superando la concorrenza del Cosenza. Di Carmine, classe 1988, dopo l'avvio in maglia fiorentina della sua carriera, ha trascorso importanti con Verona e Perugia, ma anche fra le altre con Cremonese, Frosinone, Entella e Crotone. L'11 del Catania diventa con lui di grande livello e si parla anche di un centrocampista come Mastino, per esempio, per completare l'organico, che in difesa ha trovato l'altro centrale. Come vi avevamo anticipato, si è tornati alla carica per Quaini, voluto fortemente da Tabiani, e anche l'arrivo al Fiorenzuola di Nava, proprio un centrale di difesa, ha portato la squadra emiliana a più miti consigli nei confronti degli etnei. L'allenatore contava proprio sulla possibilità di avere un giocatore che conosce e che fa partire il gioco dal basso. Catania è un banco di prova importante per testarne le qualità. Intanto la società ha annunciato la presentazione della campagna abbonamenti, che sarà lanciata lunedì, e poi, al netto degli ultimi arrivi e partenze, la concentrazione sarà tutta sull'esordio di inizio settembre contro il Crotone, altra protagonista designata del campionato.